No, I'm not a writer. Venerdì 19, sono un mostro con le date ormai, sono un mostro. 19 ottobre 2018. Io e CP stiamo aspettando l'Alessia. Ho dovuto raccontarle che c'era un gatto per farla venire su, però in realtà no, è stato solo un trucco, un inganno cinematografico perché tu mi considerassi, hai capito? CP. Vabbè, a parte l'inganno al CP, niente, stiamo aspettando l'Alessia e volevo provare a fare una puntata dove provo a spiegare come nascono bene o male le puntine, come vengono confezionate le puntine, no, preconfezionate, forse come vengono studiate, CP, cosa dici? Come vengono pre qualcosa. Sì, però CP non è bello che, cioè, abbiamo un canale e non si riesce a spiegare quello che si deve spiegare, cioè, capisci? Ma vediamo anche se ci ricordiamo, perché questo è un canale un po' così, che ha la memoria un po' così, quindi lui dice, fa briga, no, faccia tutto il piano, la regia, il copione e dopo, cioè vedi, che se lo mantengo fede a questa mia idea, questo sarebbe il primo copione che faccio, cioè che dico oggi faccio il video che spiego, faccio questo e quell'altro. Sì, poi in realtà chissà. Sai CP, una cosa che non abbiamo detto è che per fare un buon video, un buon vlog, cioè quando parli in una postazione fissa, quindi dove non c'è tutto quel dinamismo di luci, sarebbero necessarie 3 luci sostanzialmente, no? Io credo che si possano avere risultati anche abbastanza soddisfacenti con 2 luci. Una magari posta frontale, leggermente frontale alla tua destra, tipo quella che abbiamo adesso, però vedi, crea una buona illuminazione, però crea anche ombre in quest'altra parte del testone di Zingano. Oh, hai visto? Mi ha messo autocensurato. Sta diventando un canale sempre meno VM18, sempre meno scurile. Comunque, l'altra luce dall'altra parte, sempre leggermente frontale, però alla tua sinistra, che va a bruciare le ombre che si sono create, no? Quindi ti crei anche un po' quella messa a fuoco nitida dappertutto, e puoi permetterti anche di alzare un attimo il diaframma in modo da avere lo sfondo più sfocato, e puoi permetterti anche di giocare col diaframma, perché tu sai che quando lo tocchi, per mettere a fuoco maggiormente le parti dietro, ti diminuisce la luminosità, no? Beh, neanche tanto esagerare con la quantità di luce, anche perché comunque si sta parlando di una luce artificiale, adesso tralasciando il discorso sovraesposizione, sottoesposizione, eccetera, eccetera. Parlo velocemente perché non vorrei trasformare questo canale di zingaritudine in un canale tecnico di fotografia e video, anche perché, insomma, ti ripeto, sto imparando, quindi non sono certo io la miglior persona che può insegnarti queste cose, no? Però piccoli esperimenti che si può vedere subito con questo faretto a LED che ha sia luce calda che luce fredda, vidimabile, significa che vedi, puoi alzarla e abbassarla quanto vuoi tu, l'importante è non esagerare, altrimenti vedi ti dà quell'effetto di torcia, no? Quindi dobbiamo creare una cosa un po' più morbida, non annoiarti su ste robe, dai, porta pazienza, sei giocato del Zingano, dai! Allora, qui abbiamo detto ce l'abbiamo leggermente a destra, cosa succede se ce la mettiamo sopra? Così abbiamo la luce sopra, no? Fa l'effetto lampadario, ma non mi piace, non mi piace. Completamente frontale sotto alla fotocamera direi decisamente di no, ti illumina troppo la faccia e il resto viene completamente oscurato, quindi decisamente no. E dal basso sembra che stia aspettando qualcuno alle 3 di notte. No, era oscena quella proprio. Ma sì, quasi quasi stavo pensando di prenderne un altro per il vlog di questi faretti che ti arrivano senza batterie. Io le batterie le ho acquistate a parte, era un pacchetto da 2 che ti costa tanto quanto il faretto, quindi ora già che ho 2 batterie mi conviene prendere anche un altro faretto in modo da...
Poi sti faretti, cioè scusa se salto sempre da un discorso all'altro, mi sono tornati utili in tantissime altre occasioni, anche quando abbiamo fatto con Mirko i lavori al camper, cioè abbiamo usato sto faretto qua, ma non per far tanto le riprese, ma proprio per vederci sotto al camper, per lavorare, no? Per metterci le mani, quindi alla fine ti può tornare utile in tanti altri modi. In più all'attacco, ti ricordavo, no? Da fotocamera, quello che avviti, e te lo puoi attaccare dove vuoi. Stop con le cose tecniche. È quello dove ti ho messo la multa l'altra volta, diciamo, quella finta multa? Sì, è quello, sono lì, ti aspetto lì. Step 1. Dare le indicazioni agli altri zingari. Step 2. Svangarsi le balle e aspettare gli altri zingari. Gli altri zingari in questo caso sarebbe la Alessia. Simpatico quando ti ricordi che puoi alzare gli ISO, vero Emi? No, tranquillo, non è che adesso diventa canale di fotografia come ti ho già detto, è che sei sorpreso un attimo da sto nuovo giocattolino. Sto vedendo che ogni piccola funzione, ogni piccola impostazione può essere decisiva in termini di risultati qualitativi, e quindi insomma sono tutte quelle piccole soddisfazioni, no, che sto avendo, no? Ogni cazzatina che faccio mi sembra di aver fatto chissà cosa, no, per me, no? E quindi sta enfasi, sto entusiasmo, no? E credo che cazzatina sopra cazzatina, facendole e rifacendole, insomma, un po' alla volta, credo che questo canale arriverà al, come si chiama, al next level, no? A un livello successivo in termini di qualità video. Per la qualità audio ho già una mezza idea, sì, che però quella mezza idea la potrò sfruttare solo nel vlog, cioè quando parlo in una posizione fissa dentro al camper. Si potrebbe utilizzare comunque, certo che diventa impegnativo in termini di tempi. A cosa mi sto riferendo? Ma niente, alla fine usare un microfono esterno, un registratore esterno che registra in buona qualità nei file audio, e poi sincronizzare il file video con il file audio registrato dal registratore. Però dopo diventano quelle cose che hai capito, cioè, finché lo si fa così per hobby, per divertirsi, accontentiamoci, cioè al massimo registrerò col microfono del computer e sincronizzerò audio e video quando farò queste specie di discorsi, insomma, adesso vediamo. Cavolo, mi era già andata in allarme temperatura la macchinetta, ma non erano 5 i minuti Emi che poteva registrare in 4K? Non lo so, non capisco. Sì, guarda, di nuovo, forse fa una specie di somma, una specie di media. Non la freghi così facilmente. Step successivo: ritrovarsi con la fidanzata in un posto che non sia un posto troppo banale, insomma, adesso tipo qua siamo davanti a un porticciolo. Step numero 2, l'1 qual era? Step 1 rimane indietro. Step 3, dare quel che di Veneto alla serata. Diciamo che quando programmi i viaggi non hai tempo di lavare i bicchieri, e quindi restano i bicchieri da lavare. No, non avevo niente, non avevo voglia di lavarli. Ecco, sì, un posto del genere, un qualcosa del genere, così il CP si fa anche la sua passeggiata. Abito più o meno qui, cioè abito qui per decidere dove abitare poi domani, che è sabato. È perché è parte del gioco, no? Cioè è una motivazione, voglio dire, è una fonte di ispirazione, anche perché sennò, insomma... Allora, così in teoria è buio completamente, pesto, e l'ale non la vedi, ma quello che interessa a me era provare le impostazioni, cioè qua siamo a mano libera, ISO 6004, potevo alzare ancora di più, compensazione dell'esposizione +1, magari a te non interessa, però un altro te sì, quindi insomma... E l'esposimetro praticamente, sai che c'ha la parte delle ombre, la parte delle luci, in questo caso no, c'è proprio la scritta "ma sei stupido", cioè proprio così. Questo paesino si chiama Torre di Fine. Avevo già fatto la puntina una volta, una proprio delle prime uscite, proprio appena preso il camper, che avevo preso la bici e sono andato in questo sentiero bellissimo, e che ti porta fino a Eraclea Mare, cioè passi tutti i campi, è pieno di conigli, è stupendo, proprio veramente molto molto bello, e sbuchi nella laguna, diciamo, al famoso il Mort. Step, cacchio, non mi ricordo il numero, comunque step qualcosa, è la Alessia che sta registrando, cioè è lei che sta facendo la camera, ma adesso ride, quindi vedi che vibra, no? È tutto, un po' così, un po' tipo Blair Witch Project, no? È sempre stato così questo canale. Comunque, invece di divagare come sempre, no, praticamente, step numero non mi ricordo cosa, da ubriachi mezzi spolpi, adesso selezionare nella mappa il posto dove dobbiamo andare, e soprattutto il parcheggio, perché a noi interessa il parcheggio, perché ci portiamo anche CP. Se così non fosse, abbiamo la bici, parcheggiamo dove vogliamo e problema risolto. Col CP dobbiamo trovare un parcheggio vicino. E step numero, il numero quello dopo del numero che non mi ricordavo, no,
rendersi conto che praticamente non puoi usare il faretto sempre, cioè, soprattutto in un canale come questo dove si cambia solitamente inquadratura di continuo, cioè non puoi stare là ogni volta a studiare col faretto 2 metri, cioè potresti ma ci vorrebbe troppo tempo. Noi tempo non l'abbiamo e quindi continuiamo a fare le cose alla aspetta, una parola non volgare, al pipino di cane. Piccolino però, piccolino, perché magari trovi il cane con un cazzone così, è volgare, dopo mi dite che è un canale volgare, quindi cane col pipino, cioè fa le cose a pipino di cane. No, allora, scherzi a parte, stavamo dicendo qua con l'Alessia che effettivamente purtroppo o per fortuna, cioè mi viene da dire purtroppo, no? Ci seguono anche vari bambini. Però questo non è un canale per bambini, nonostante il tema possa sembrare, cioè viaggi, il cane pericoloso, qua e là, o cosa da bambini, in realtà non lo è, perché se io voglio rimanere me stesso, sentirmi a mio agio nella mia parlata, nei miei modi di fare, non posso autocensurarmi, capisci? Cioè diventerebbe per me tutto falso, una costrizione, no, non si fa così. La voce fuori campo che adesso è andata in cesso, e in cesso sarebbe in toilette, oppure a rinfrescarsi, o meglio a rifarsi il trucco, se questo fosse stato un canale non scurrile. Mi ha suggerito, cos'è che mi avevi suggerito? Mi impegno. No, è aspetta, è finita la batteria, allora ho perso il filo del discorso, allora ho detto all'Alessia, no aspetta, ritorniamo. Visto che ti hanno informato che ti seguono numerosi bambini, ti stai impegnando, ti impegnerai ad usare il linguaggio un po' più consono, più adatto ai bambini. Mi impegnerò, porca di quella troia, a usare un linguaggio più consono. Ah no, aspetta, cos'è che ha detto la regia? Ah, porca paletta. Ah, porca troia vuol dire porca paletta. Cioè uno già sa il veneto, un po' di inglese sporcato, un po' di italiano e adesso anche questa cosa qui del... Porca paletta. Porca paletta. Oppure porco spino, non sbagli mai, un animale. Ok. Però anche porca troia, perché se tu vai a vedere su Wikipedia, allora porca il porco, cioè non c'è niente di volgare. La troia in realtà... No, a parte la città, ma è la scrofa, veramente, vai a vedere su un'enciclopedia, cioè Troia è un termine oramai in disuso della scrofa, quindi io non sono volgare, sono scientifico. Cioè, sostanzialmente, nella mia immaginazione, c'è un suino femmina che possiede un suino femmina, cioè tipo che lo porta al parco, no? Cioè tipo uno ha il cane e qua il suino ha il suino, cioè il suino di quel suino, no? Cioè il porca di quella troia, cioè la maiala di quella maiale. Già io mi immagino tutte le scene del Peppa Pig al parco, tutti felici, lo zucchero filato, e voi mi castrate ste robe così, no? Ultimo step prima di procedere alla programmazione della pianificazione del viaggio è preparare la cena, perché a stomaco vuoto. E step finale, praticamente niente, abbiamo mangiato come maiali, abbiamo bevuto come veneti, abbiamo cazzeggiato, abbiamo guardato i miei video, voglia adesso di guardare il posto dove parcheggiare eccetera non ce n'è, e quindi, cioè questa è la TV verità, no? Cioè arriviamo alla cazzo come sempre nei posti e dopo bestemmiamo finché non troviamo un parcheggio, quando l'abbiamo trovato lo puntiniamo e dopo tu ti trovi la pappa pronta, insomma, ecco, sostanzialmente è così. Il mio cane mi ha tradito così con la fidanzata? Cos'è questo tradimento? Alto tradimento alla Corona! E alla Bex e a tutte le altre.